lottano per il comando Ribot ZS e Rosa Chiara, Riboccallè a far da spettatore, poi Risk BF, ancora Ruassi dei Grippi e Rosa dell'Est. Primi 200 metri in 14,4, i concorrenti che affrontano ora la prima curva, Ribot al comando, Rosa Chiara di rincalzo, poi Riboc, Risk. Completata la prima curva, concorrenti che si presentano per la prima volta di fronte alle tribune, fila indiana, con Ribot a scandire il ritmo, Rosa Chiara che lo segue in seconda posizione, in terza c'è Riboc Allè, poi Risk BF, ancora Ruassi di Greppi e Rosa dell'Est, 600 iniziali in 48 sul piede dell'1,20. 14,5 il primo paletto e poi un 33,5 dai 200 e 600 iniziali, adesso il passaggio agli 800 in 1,5 abbondante. Completata anche la seconda curva con le posizioni che non cambiano, Ribot al comando, Rosa Chiara di rincalzo, poi Riboc, Risk, Ruassi, Rosa. Metà della retta opposta alle tribune, la mossa di Riboccallè in anticipo su Risk BF con Ribot che ha aumentato la cadenza, manca mezzo giro, anzi mancano 400 metri alla conclusione, Ribot al comando, Riboc a ridosso in corda Rosa Chiara, a largo Risk, poi Ruassi e Rosa. 1,37,5 i 3/4 di miglio. Ingresso della retta di arrivo, Ribot al comando, prova l'aggancio Riboccallè di dentro Rosa Chiara, Ribot in vantaggio, chiusa la briglia, Ribot ZS che prosegue al comando, Ribot ZS vince netto davanti a Riboc, Rosa Chiara e Risk BF, Ribot ZS in testa da un capo all'altro. In salchi Lorenzo Alessi, in training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia del signor Simone Bellesi. La media dovrebbe essere intorno all'1,19, la quota al totalizzatore per Ribot ZS 2,04.